voi di battere le mani. Vogliamo vedere davvero tutti quanti che battono le mani. Vi chiediamo di battere le mani per tutti quelli che ancora oggi hanno il coraggio e la voglia di provare a inseguire i propri sogni, hanno ancora voglia e coraggio per provare a cambiare le cose, non rimangono chiusi in casa ma escono e provano a cambiarlo questo nostro mondo. Le ragazze e ragazzi delle cooperative di Libera, per esempio, ma anche tutte quelle ragazze e quei ragazzi che si impegnano in tante associazioni su e giù per l'Italia ogni giorno. E a tal proposito vorremmo ricordare a tutti quanti voi che domani a questa piazza, come in tante piazze d'Italia, ci sarà la 14ª giornata del naso rosso. E allora ce lo mettiamo il naso rosso. Eccolo qua. Domani dalle 8 del mattino fino a sera i clown di Corsia saranno in questa piazza. Loro con il sorriso provano a cambiare le cose. E anche Peppino le provava a cambiare con il sorriso. Perché se c'era una cosa che faceva incazzare i mafiosi era che lui li pigliava per il culo. Questo li faceva incazzare sul serio. Perché il sorriso vince sempre. Il sorriso vince sempre. Allora impariamo a sorridere un po' di più. E veniamo a fare un giro domani in questa piazza e in tutte le altre piazze d'Italia dove i ragazzi, i clown di Corsia vi racconteranno, vi spiegheranno, vi faranno vedere quello che fanno. E diamogli una mano perché loro portano il sorriso, sono portatori sani di sorriso e magari convinceranno anche tutti quanti noi a diventare portatori sani di sorriso, perché un sorriso